Assessore Panontin, oltre ai danni all'agricoltura ci sono stati danni anche alle strutture e alle abitazioni. Dal sopralluogo di quest'oggi che cosa ha visto e che cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni come provvedimenti della Giunta? Sì, io ho accompagnato il collega Sciaurli e siamo venuti a vedere delle strutture, come vedete, agricole che sono state gravemente danneggiate. Altre strutture abbiamo visto in questo breve sopralluogo. In realtà i sopralluoghi li hanno fatti in questi ultimi 2 giorni i tecnici della Protezione Civile che ieri e oggi erano sul territorio del Pordenonese colpito da questi eventi. Alcuni territori colpiti dall'ultimo evento e alcuni altri colpiti dall'evento di qualche giorno fa. Stiamo cercando di fare un quadro complessivo della situazione, mi verrà fatta una relazione puntuale e anche una stima, le prime stime dei danni riscontrati e per parte mia, e immagino altrettanto farà il collega Sciaurli, porteremo una relazione all'attenzione della Giunta di giovedì per decidere quali provvedimenti possiamo assumere, se ci siano o meno le condizioni per un'eventuale dichiarazione dello stato di calamità o meno, appunto, o se ci siano altre forme di intervento a sostegno del territorio. Ovviamente ci muoviamo in un contesto di ristrettezze e di una linea che tende a contenere il ristoro danni ai privati perché non siamo più nella condizione di operare in questo modo in maniera massiva come si faceva un tempo. Però un'attenzione verso questi territori e per i danni che hanno patito amministrazioni in particolare e in alcuni casi anche attività produttive cercheremo di averla. Assessore Sciaurli, quest'oggi un sopralluogo a San Giorgio e Rauscedo, la situazione è veramente desolante. Qual è lo stato di fatto e che cosa la Regione può fare? Abbiamo visto dal vivo, purtroppo, sottolineo anch'io, insieme all'assessore e al collega Panontin, i danni degli ultimi fortunali che si sono abbattuti in questa zona. Diverse colture, adesso siamo in un meleto che è davvero distrutto, ma abbiamo visto anche importanti ettari di vigneto e anche di kiwi in grande difficoltà dopo questa sostanziale fronte tempolaresco che si è trasformato in una gigantesca tromba d'aria che ha messo in ginocchio questa zona. Stiamo valutando insieme al collega da un lato per quanto riguarda sia strutture pubbliche che private lo stato di calamità e nello stesso tempo per quanto riguarda l'agricoltura che ovviamente però deve essere prima di tutto garantita dall'assicurazione anche di interventi emergenziali nel nostro comparto proprio per venire incontro a un evento talmente imprevedibile e di portata talmente importante che ci sembra giusto non solo essere vicini e capire bene guardando direttamente quello che è accaduto, ma anche essere vicini con opportune norme regionali e anche attenzione al comparto. Si è capito quant'è l'area interessata dai danni e se è possibile, ma penso sia difficile, una stima? Ma dal punto di vista agricolo si parla di un'area che può superare addirittura i 50 ettari, ovviamente di colture diverse, ma insomma un'area molto molto importante, un fronte molto ampio. Ovviamente a questo aggiungiamo anche tutta una serie di danni a strutture pubbliche e anche a strutture agricole tipo stalle o capannoni. Adesso andremo a vedere anche capannone dei vivai di Rauscedo che ha avuto dei danni ingentissimi. Ovviamente anche qui io credo che bisogna ricordare che la produzione delle barbatelle è una delle produzioni che ci fanno diventare leader nel mondo e quindi anche l'attenzione è dovuta rispetto a questi danni che rischiano di mettere in seria difficoltà uno dei comparti più competitivi della nostra regione.